La più cordiale buonasera, ben ritrovati con il TG di Prealpina.it. In apertura alla cronaca, sono almeno 3 le persone iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Busto Arsizio per la morte di Cristian Martinelli, l'operaio 49enne di Sesto Calende deceduto ieri all'interno degli stabilimenti Bandera a Busto, schiacciato da una alesatrice. Si tratta dei vertici dell'azienda e del responsabile della sicurezza. Per tutti l'ipotesi di reato è omicidio colposo. Martedì verrà effettuata l'autopsia sul corpo di Martinelli. Oggi i colleghi dell'operaio, che ha lasciato la moglie Sara e 2 bambine di 7 e 8 anni, si sono riuniti davanti ai cancelli dello stabilimento chiuso per lutto insieme alle rappresentanze sindacali. Ci trasferiamo a Varese, dove si moltiplicano gli avvistamenti di cinghiali. In realtà l'esemplare potrebbe essere sempre lo stesso, ma cosa succede? Succede che centinaia di persone notano l'animale che si aggira tra case e veicoli senza timori. Prima è apparso alla rotonda di Via Borghi, nei pressi dell'Esselunga di Masnago. Oggi, giovedì 6 maggio, addirittura è apparso nel cortile di una scuola media della Vidoletti di Via Manini. In entrambi i casi comunque il cinghiale non ha creato nessun problema, si è limitato a passeggiare tranquillo, ad aumentare il passo alla vista delle persone e a vagare in cerca di cibo. Rimanendo in tema di animali, ci occupiamo adesso della vicenda di un puledro di 2 anni, Miracle il suo nome, che rischia di essere abbattuto, e così il suo padrone ha appena lanciato una sottoscrizione fondi in rete per poterlo salvare tramite un intervento chirurgico da compiere in Svizzera. Servono almeno 5.000 euro, il tutto viene raccontato da chi cura il cavallo, Sergio Bertocchi, che peraltro era stato celebrato recentemente come il più giovane maniscalco d'Italia. Comunque i particolari su questa vicenda li trovate su prealpina.it. Il capitolo dedicato al Covid, i dati che quotidianamente vengono forniti dalla Regione Lombardia, oggi sono stati effettuati 54.722 tamponi, i nuovi positivi sono 2.151, l'indice è del 3,9%. 35 i decessi, mentre sono guariti o comunque sono state dimesse 1.352 persone. Per quanto riguarda i ricoveri, calo di 6 pazienti in terapia intensiva, in questo momento in regione siamo a 513, flessione più robusta, 116 pazienti in meno negli altri reparti, in questo caso siamo a 3.072. Infine i dati delle province, con Varese al secondo posto, oggi sono stati riscontrati 250 nuovi positivi, al primo rimane la provincia di Milano, oggi con 622. Ed ora la vicenda di un bambino indiano appena adottato che deve rimanere in quarantena. A 4 anni e mezzo è stato appunto adottato da una coppia di Bregazzana e è arrivato in Italia, ma provenendo dall'India è stato messo appunto in quarantena per le norme anti-Covid. E nonostante 3 tamponi in pochi giorni, risultati tutti negativi, come peraltro i tamponi dei genitori italiani che sono andati a prenderlo in India, rimane chiuso in 2 locali. I genitori lanciano un appello, dicono: capiamo che c'è una normativa da rispettare, che dobbiamo stare lontano da tutto e tutti, ma abbiamo un bimbo appena adottato che non comprende che cosa gli stia accadendo e così chiedono semplicemente un po' di comprensione e aiuto. I particolari di questa vicenda su prealpina.it. Ed ora, per chiudere, ci occupiamo di un tuffo fuori stagione, diciamo così, per di più in città, in una piazza. È accaduto mercoledì, ieri, quindi in piazza Montegrappa a Varese. Ha destato grande stupore tra i passanti e tra i clienti dei bar, con tavolini all'aperto. 4 giovani, dopo essersi tolti le felpe e i giubbotti, hanno deciso di immergersi completamente nella fontana, uscendone fradici. È tutto per quanto riguarda questa edizione del TG di Prealpina.it, grazie per essere stati con noi, buona serata, appuntamento domani.